Allo specchio con Dinoptic, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo. Buonasera e con Iannacci, che piacere che riprende oggi il nostro viaggio sul territorio della Svizzera italiana con i sindaci dei comuni più importanti. E così, dopo aver ospitato il sindaco parte Lega, colori della Lega di Lugano, e dopo aver ospitato il sindaco liberale di Mendrisi, oggi tocca ad un sindaco socialista. Vedete già sulla scenografia di sfondo Bellinzona dipinta da Turner, e quindi avete capito che oggi ospite e protagonista dello specchio Mario Branda. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Siamo partiti bene. Iannacci l'ha scelto lei, ha portato lei Iannacci. Sì. Come mai? Da dove viene questo amore per Iannacci? A parte che è un cantautore, cantante, musicista così straordinario, ma è una colonna sonora che mi accompagna, penso, fin da bambino. Ecco. Già da bambino sentivo questa canzone, e poi aveva qualche cosa anche di ludico, e allo stesso tempo una canzone molto seria in realtà, e quando si voleva appunto escludere qualcuno, vengo anch'io, no tu no, tu stai fuori. No. Capitava naturalmente anche a me, o capitava a noi bambini, e poi magari è capitato anche più tardi da grandi. E anche in politica succede, vengo anch'io, no tu no, tutti quei giochi lì, è vero? È una costante della vita, si vuole partecipare, si vuole essere parte magari di un progetto, di un'idea, anche solo magari una cosa anche molto semplice, di una festa, e qualcuno ti esclude. Abbiamo fatto tutti questa esperienza. Parla dello zoo comunale. A Bellinzona uno zoo comunale non c'è. Ci sono i dog park. No. Non c'è lo zoo in senso letterale, ma in senso figurato. Forse una sorta di zoo l'abbiamo anche noi. Ci sono i dog park, ma forse non è neanche quello lo zoo più rappresentativo. Mi fa piacere che ha accettato l'invito. Magari non è scontato, perché lei sì è un sindaco di lungo corso, quindi è abituatissimo ai riflettori dei media, ma è vero che questo è un programma un po' particolare dove ci si mette in gioco. Che esercizio è per lei quello di mettersi allo specchio? Quando ho ricevuto l'invito ho detto vabbè, perché no? Ma sì, allora in politica è chiaro, succedono tante cose. Io dico sempre che in politica si fa tanto con le idee, si fa tanto perché ovviamente si crede nel progetto in cui ci si è investiti, e poi però fa piacere anche ogni tanto essere invitati, fa piacere anche avere la possibilità di raccontare qualche cosa, magari di raccontare anche se stessi. Non bisogna essere troppo ipocriti, siamo anche ambiziosi e ci piace anche rappresentarci in qualche modo, quindi fa parte della nostra personalità. Siamo davanti a uno specchio, lo specchio ovviamente comunica una nostra immagine. Io ho detto i sindaci con la cravatta, invece lei mi ha fregato, si è presentato decontracté, diciamo così, ma va bene, fa parte del gioco. Però è vero che è una cosa magari che si sottovaluta riguardo ai sindaci, anche l'aspetto fisico. Uno specchio appunto ci rimanda un'immagine. Il sindaco si muove spesso in occasioni ufficiali, deve parlare davanti al consiglio comunale, deve rilasciare interviste, deve tagliare i nastri, e in queste occasioni un sindaco espone sì il suo pensiero, ma espone anche la sua fisicità e il suo corpo. Lei ci pensa? Non necessariamente, in realtà quando la cosa o le situazioni sono più formali si sa di rappresentare anche qualcosa e qualcuno, pur nel nostro piccolo, rimane comunque la città di Bellinzona, però in politica è così, non si è solo lì con la propria persona, non si è solo lì con il proprio nome e cognome, ma si rappresenta e si porta anche il messaggio di qualcun altro, e quindi bisogna onestamente anche prestare attenzione a questa dimensione. Una dimensione, quella del quartiere Monte Carlo, siamo zona Semine, giusto per intenderci,
dove è nato Mario Branda. Palazzi Popolari, dico bene? Assolutamente sì. Che ricordi ha della sua casa quando era un bambino? Sì, era un piccolo palazzo, ci stavano 3 famiglie, attorno c'erano dei palazzi uguali o magari di dimensioni anche superiori. Palazzo Monte Carlo era lì vicino, voleva forse evocare qualche cosa di esotico, qualche cosa di particolarmente così affascinante e suggestivo. In realtà non lo era particolarmente questo quartiere, se non per noi che ci abitavamo e che ci stavamo in realtà benissimo. Ricordo tantissimi bambini, tantissimi giochi, tantissime partite a calcio, tantissime battaglie, cowboy indiani e queste cose, quindi ho dei ricordi assolutamente belli devo dire. I suoi genitori di cosa si occupavano? Mio papà era un impiegato dei telefoni, lo dico sempre, un impiegato pubblico, quindi quando a Bellinzona si parla del servizio pubblico, ma non solo a Bellinzona, in generale, io dico sempre Bellinzona è una città anche popolare, è una città che non ha la ricchezza di altre città, però ha avuto questa dimensione popolare che in qualche modo si è affermata nel tempo e ancora oggi è un aspetto importante di Bellinzona, dove le persone possono incontrarsi. Io dico sempre, in realtà non è neanche una vera città, è un grande villaggio dove le persone si trovano, si incontrano e discutono. E il fatto del servizio pubblico è qualcosa di importante, perché magari non si diventava ricchi attraverso il servizio pubblico, però questo servizio pubblico ha permesso a tante famiglie di dare anche un progetto, di dare anche un futuro ai propri figli. C'era quindi una paga sicura che arrivava a un certo momento del mese e questo permetteva, ripeto, a tante famiglie di programmare quello che sarebbe stato il loro futuro, quindi qualche cosa di importante. Anche per un amministratore forse è più facile programmare una finanza che non deriva dai momenti legati magari ai globalisti che vanno a Monte Carlo ma non a Bellinzona, ma vanno a Monte Carlo di lì oppure a Lugano. Allora è una città, lo dice un cliché, ma è anche un po' la realtà dei fatti, a misura d'uomo, direi quasi a misura di famiglia. Tra l'altro la popolazione aumenta ed è una popolazione che è anche disposta ad accettare un moltiplicatore al 93%, che non è proprio basso, perché poi ha l'accessibilità ai servizi e una buona qualità di vita. Mi pare di capire che al sindaco Mario Branda va bene questa dimensione, nonostante che con l'aggregazione è diventata una città numericamente anche a tutti gli effetti. Manca forse un po' di fuoco sacro per rilanciare gli entusiasmi nella città, o va bene così? Che è una scelta anche questa. Allora, intanto sicuramente siamo contenti, anche un po' fieri che sia una città a misura di famiglia e che le famiglie trovino interessante stabilirsi a Bellinzona. Ripeto, una realtà che dà anche sicurezza, che dà anche tranquillità per sé, per i figli, e quindi è qualche cosa che sinceramente apprezziamo. Poi devo dire anche onestamente che se ci fossero dei contribuenti magari più importanti che aiutassero a rimpolpare le casse comunali non sarebbe un male. Devo dire anche che in questi ultimi anni stiamo cercando tuttora di dare anche un colore, un accento un po' diverso a Bellinzona, quindi da una parte sì, questa dimensione anche popolare, familiare. Di provincia, si può dire? Ma perché con tutto il pregio della provincia. Assolutamente. Sì. Poi la provincia o il provincialismo dipende poi anche un po' dalla testa delle persone e dal modo in cui le persone ragionano e si relazionano con gli altri. Quindi alle volte magari sono più provinciali magari a New York, certo. Che non magari in una realtà come la nostra o qualche altra cittadina ticinese. E quindi farebbe piacere e stiamo lavorando per la verità anche per dare un tono, un accento un po' diverso. In questo senso del resto si sa, stiamo investendo parecchio per sviluppare per esempio il settore della ricerca biomedica. Certo, il polo che è programmato un ampliamento, certo. Certamente, piuttosto che per così invogliare realtà economiche magari anche che arrivano fuori Ticino a stabilirsi effettivamente a Bellinzona. Quindi, poi i progetti non mancano, c'è i castelli UNESCO, che è sempre un tema anche, certo. Poi l'ospedale regionale, poi il comparto tutto delle officine, si libererebbero insomma 22.000 metri quadrati per edificare un nuovo quartiere. Insomma, i progetti non mancano. E Ginevra com'era, sindaco? Perché da quel ragazzo, no, che cresce nei palazzi popolari, a un certo punto decide farò l'avvocato e giurista e sceglie Ginevra. Perché quella strada e perché poi a Ginevra? In quel momento non sapevo ancora che avrei fatto l'avvocato. Ginevra l'avevo scelta perché permetteva da un lato di scoprire qualcosa di completamente nuovo,
Mia madre, tra l'altro, prima ho parlato di mio papà, ma mia mamma era una zurighese, quindi comunque conoscevo Zurigo perché ci passavo spesso le vacanze, e Ginevra costituiva un po' un'alternativa interessante da questo punto di vista. E poi soprattutto anche Ginevra era comunque distante dal Canton Ticino e faceva sì che poi in qualche modo fossimo costretti a rimanere anche durante il fine settimana, e si tornava magari in Ticino una volta al mese o una volta ogni 6 settimane. Quindi si costruiva anche una vita, proprio una vita sociale proprio a Ginevra, accanto a quella dello studente universitario, ed è quindi stata anche una scoperta. Sono imparate anche tante cose, indubbiamente, al di fuori dell'università. Perché come interpretava la città, questo bellinzonese? Allora, prima era una città, scintillante, io in ogni caso l'ho vissuta così. Era anche una città, devo dire la verità, dove c'erano parecchie occasioni di svago, di fare festa. C'erano squadre di calcio in cui potersi cimentare, conoscere altre persone, c'erano possibilità dal punto di vista culturale, dal punto di vista dei viaggi, di quello che stava attorno a questa città, e quindi sì, è stato un incontro con una realtà molto diversa rispetto a quella a cui ero abituato prima, e quindi anche, ovviamente come succede in queste occasioni, un'occasione per una eccellente esperienza. L'internazionalismo, insomma, di Ginevra. Tra l'altro lei nel suo percorso umano ed esistenziale è stato anche delegato per il Comitato Internazionale della Croce Rossa, un'esperienza che l'ha portata in Pakistan, in Libano. Che cosa ha visto in quei paesi che sono così distanti, no, da queste realtà, dove abbiamo un potere che è vicino, dove abbiamo la vita di comunità? Sì. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa l'avevo proprio un po' scoperto proprio a Ginevra, abitando e vivendo a Ginevra. E mi ha dato appunto l'occasione di vivere poi e di lavorare in questi 2 paesi, e anche qui devo dire delle realtà completamente diverse da quelle a cui siamo abituati noi. Se penso al Pakistan, quindi un paese profondamente musulmano, con una forte tradizione, una storia collegata alla religione islamica molto potente, tutto un paesaggio, tutto un territorio che non era neanche tanto controllato dal governo pakistano, ma era quello al confine con l'Afghanistan, e quindi lì ci era capitato qualcosa di molto importante. Eravamo stati autorizzati a entrare in queste zone e a poterci occupare quindi dei ribelli, della guerriglia afghana che riparava dall'Afghanistan. All'epoca c'era la guerra con l'Unione Sovietica, e riparava in queste zone, e lì avevamo l'occasione di incontrarli e di discutere, diciamo così, con loro i temi importanti come il trattamento dei prigionieri di guerra, piuttosto che la necessità di trasmettere dei messaggi, o di farsi trasmettere dei messaggi dalle famiglie, anche magari delle famiglie dei loro prigionieri. E quindi confrontarsi con un'idea fondamentalmente che arrivava comunque in qualche misura dai paesi occidentali, e riuscire in qualche modo a agganciarci alla loro realtà, non è proprio stata una cosa così di poco conto. Il Libano era già un po' più diverso, era già per certi aspetti un po' più, aveva degli elementi più occidentali, se vogliamo. Lì era in corso una guerra civile, c'era la presenza dell'esercito siriano che occupava Beirut, c'erano i campi palestinesi, i campi dei profughi palestinesi, e poi c'era comunque la guerra tra cristiani, maroniti e musulmani che pure imperversava, e quindi una realtà ancora diversa. E io dico sempre, per me è stata un'esperienza, è stato un arricchimento, grazie anche alle persone che ho avuto modo di conoscere lì. Io ho comunque sempre avuto la fortuna di sapere che se qualcosa non andava per il verso giusto potevo rientrare, mentre loro dovevano rimanere lì, ed era qualche cosa, era un vissuto un po' diverso dal mio. Come è avvenuto infatti che lei poi è tornato in Ticino e poi sarebbe entrato a fare come legge dal punto di vista del procuratore pubblico, lo ha fatto per una decina d'anni. Ecco, non ha avuto la tentazione di proseguire quella strada verso l'internazionalismo, quindi Ginevra, quindi il Libano, il Pakistan? No, a un certo punto Mario Brande dice no, io torno in Ticino, alla realtà del Ticino. Sì, devo dire che rientrammo perché venne rapito un nostro collega e non c'era più mezzo di ritrovarlo. Per diversi mesi è rimasto prigioniero di una fazione. E ci venne fatto capire che la nostra posizione non era più così tanto sicura, e quindi venne organizzata la nostra evacuazione dal Libano.
E poi si trattava a un certo punto di stabilire quindi che cosa fare, e nel frattempo però c'era comunque qui nel Canton Ticino quella che sarebbe di lì a poco diventata mia moglie, e quindi decidemmo di rimanere qui e di iniziare la nostra vita insieme qui in Ticino. Esatto, però un'altra dimensione anche che in fondo ha un riverbero sulla geopolitica internazionale, lei la vive anche come presidente, credo che sia ancora presidente per esempio della fondazione La Mano Tesa. La Mano Tesa è una fondazione che è nata dopo il terribile attentato al Caffè Argana in Marocco nel 2011, quando hanno perso la vita fra gli altri anche 3 ragazzi ticinesi. Quindi la fondazione ha lo scopo di sostenere le famiglie che subiscono dei gravissimi infortuni. Che impegno umano è per lei questo? Sì, lì, come era stato travolto da quell'episodio? Sì, lì morirono 3 giovani ticinesi, Andrei, Corrado e Cristina. Io conoscevo i familiari, loro conoscevano me per la verità, e mi chiesero se ero disposto in qualche modo a rappresentarli in quello che sarebbero poi state le pratiche successive, anche il confronto poi con il dialogo con le autorità giudiziarie marocchine e il processo che sarebbe di lì a poco poi seguito. Ma è stata anche questa un'esperienza molto forte, mai evidentemente come quella delle famiglie che io rappresentavo. Io ancora oggi mi chiedo come hanno potuto, sono state veramente fortissime, e ho una grandissima stima per loro, ed è anche il motivo per cui mi sono poi messo a disposizione per questa fondazione. C'era peraltro anche una quarta persona, una quarta ragazza, una quarta donna che ancora c'è, per fortuna, che anche lei nel frattempo ha scritto anche un libro, bravissimo, un libro molto bello che consiglio di leggere a tutti, Morena Pedruzzi, bravissima. Infatti, ci sono anche altre fondazioni che lei rappresenta, le quali lei è impegnato a vario titolo, legate all'aiuto umanitario, la Fondazione Karenini, poi si è impegnato anche per AMCA, aiuto al Centro America, Amilcare per esempio, tante fondazioni che hanno, diciamo, come statuto quello di aiutare anche i ragazzi, i giovani. Io non so se posso permettermi di entrare in un territorio un po' scivoloso, che è quello del fatto che Mario Branda non ha figli, e se escludiamo la retorica che dice che il sindaco è un po' il papà di tutti i concittadini, però vorrei capire se per lei questo è stato una mancanza, un rimpianto. Poi la vita va come va, no, senso, esattamente, la vita va come va. Sono stati degli eventi, delle scelte che sono state fatte a suo tempo. Non so, magari queste fondazioni in qualche modo rappresentano anche qualche cosa da questo punto di vista. Comunque trovo importante poter in qualche modo dare un contributo anche affinché questi giovani possano effettivamente avere un futuro e possano ritrovarsi magari dopo aver vissuto delle situazioni estremamente difficili. La Fondazione Amilcare, per esempio, si occupa di adolescenti. Sì. È relativamente facile trovare sostegno e supporto magari per i bambini più piccoli, per gli adolescenti magari un pelino più complicato, per tante ragioni, magari anche proprio perché evidentemente quando si arriva nell'adolescenza si misurano anche i limiti della propria libertà, ci si confronta, ci si scontra anche con il mondo degli adulti, ed ecco quindi non pochi di loro si trovano anche magari in situazioni di difficoltà, di disagio, perdono le relazioni, si sconnettono, diciamo così, con il mondo che sta loro attorno, magari anche con il mondo della scuola, e lì c'è spesso bisogno di un sostegno, di un contributo per consentire loro di riallacciare i rapporti, di riallacciare il dialogo e di poter riprendere quel cammino importante che li condurrà poi lungo il loro percorso di vita. Poi ci sono anche altre fondazioni legate più all'ambiente biomedico, quello della ricerca, Fondazione IOR, Fondazione l'IRB, ovviamente. Ecco, lì sono fondazioni che ci pongono, anche quelle fondazioni, al cospetto delle grandi domande esistenziali, no? Tutti temiamo la malattia, per fortuna che la ricerca, insomma, allunga le speranze di vita qui da noi. Della fragilità umana, lei cos'è che spaventa in modo particolare? La dipendenza, dover dipendere in tutto e per tutto da altre persone, quindi la perdita del controllo in qualche modo, l'impotenza fondamentalmente.
E quindi è chiaro che la medicina sta facendo e continuerà a fare, sono convinto, in futuro dei passi importanti e spinge sempre un po' più in là la soglia del dolore, la soglia dell'impotenza, chiamiamola in questi termini, ed è comunque qualcosa di importante. Ci sono tante persone che non godono di buona salute e la scienza consente comunque, se non di dare delle risposte oggi, di offrire comunque un orizzonte di speranza. Anche questo è molto importante, cioè dire no, adesso c'è una possibilità, c'è un'opportunità, magari non subito, ma magari tra 2 anni c'è una possibilità, e questo secondo me è molto importante per chi magari si trova in una situazione che sembra o pare disperata. Sindaco Mario Branda, perché la sinistra? E quando è arrivata questa scelta o chiamata, non so come definirla? Quando sono tornato appunto dall'esperienza con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la politica mi ha sempre interessato, anche se non l'ho mai praticata attivamente, e ho iniziato a lavorare prima per l'Associazione Inquilini, dove peraltro lavorava anche mia moglie, e lì ho imparato a conoscere un po' quei temi, anche i temi sociali, quindi chiaro lì siano i temi degli inquilini, ma attorno agli inquilini ruotavano un sacco di altre questioni. Ho conosciuto parecchie persone che militavano comunque in questa area politica, è stato quasi un passaggio quasi naturale poi impegnarmi per quello. Quando sono arrivato io si trattava del Partito Socialista Unitario, sì, che ho poi seguito e per il quale ho continuato a militare poi nel tempo. E come procuratore pubblico c'è un modo di interpretare il ruolo da sinistra o no? Perché... Sì, ma non lo so, perché poi non bisogna... No, perché la legge è la legge ovviamente, e non deve contemplare gli stati emotivi oppure influenze politiche, però c'è un modo di guardare la legge da sinistra? Penso che in qualche misura ci sia, ricordando comunque, secondo me bisogna sempre farlo, non è che la sinistra abbia il monopolio della comprensione delle altre persone o della, chiamiamola così, dell'attenzione verso le difficoltà delle altre persone. Però è vero che nella scelta dei temi si possono operare delle scelte, dove investire le proprie non infinite energie, scegliere un campo piuttosto che un altro, ha una dimensione politica. Se io voglio impegnarmi, per esempio, per i reati collegati nel mondo del lavoro, evidentemente è qualche cosa che magari è più vicino al campo politico in cui io mi sento di rappresentare. Qualcun altro magari sceglie altri temi, esattamente. Ho capito, quindi comunque lei poi a un certo punto dà le dimissioni da procuratore pubblico perché intraprende una carriera anche nel privato, aprendo il suo studio e poi candidandosi, cosa che non si poteva fare come funzionario dello Stato, candidandosi al Consiglio di Stato. Non arriva l'elezione al Consiglio di Stato, entrerà poi in Gran Consiglio, sì, e poi diventerà sindaco. Lì c'è più libertà di espressione e di movimento. Come sindaco, come politico in generale, insomma, le andava stretta un po' la camicia, sì, dell'uomo di legge, per scendere in campo e dire la propria, insomma. Effettivamente in politica hai la possibilità di esprimerti, hai la possibilità di prendere posizione, e quindi è qualcosa di un po' diverso sicuramente rispetto a peraltro un mestiere nobilissimo come quello della magistratura, interessantissimo pure, ma dove effettivamente per delle ragioni anche abbastanza evidenti non si può dire tutto quello che si pensa, e devi anche comunque sempre dare dimostrazione di equilibrio e, se possibile, naturalmente di imparzialità. Nella politica qualcosa di diverso, si parteggia per qualcuno, si prende posizione, e quindi sicuramente da questo punto di vista c'è più libertà. E cos'è il peso dello scettro? Qual è i momenti di difficoltà di un sindaco che deve prendere delle decisioni, che deve mandare avanti un governo? Insomma, dipende. Si fanno delle promesse e poi bisogna mantenerle. Attenzione, questo effettivamente è sempre qualcosa a cui bisogna prestare attenzione. Io dico sempre, anzi le persone pensano in generale che noi politici diciamo sempre di sì a tutti, che alla fine poi cerchiamo sempre di dare ragione a tutti. In realtà la difficoltà maggiore è quella che spessissimo bisogna dire di no. A una quantità di gente che bussa alla tua porta non puoi promettere loro proprio nulla, e anzi devi spesso rispondere con dei no. Loro pensano che si abbiano delle possibilità e delle facoltà quasi infinite.
non è così. Io ho sempre tantissime persone che mi vengono a chiedere di tutto e di più per la città, di tutto e di più per se stessi. Anche al mercato di formaggi lei dice vado a farmi un sabato mattina tranquillo, invece magari le tirano la giacca di qui e di là, le chiedono fatto cose così. Vabbè, fa parte del gioco. Ecco, al proposito, visto che un sindaco è un po' il re, non alludo a Ramadan ovviamente, della sua città, quando però si passa chiasso, le autorità ticinesi diventano nessuno, ma lo dico con tutto il rispetto del caso, a lei piace ogni tanto essere nessuno? Lei cerca dove e come l'anonimato? Sì, no, è qualche cosa che va molto bene in realtà, e quando si fa un viaggio si apprezza molto anche questo aspetto. Adesso, a parte che noi siamo sindaci nel Canton Ticino, per cui non è che ci conoscano poi così tante persone. Nel Ticino sì, è facile che si venga riconosciuti, però appena si varca la soglia del Gottardo, piuttosto che... Non è male, no. Assolutamente, sì, no, a me piace questo aspetto che tu ti puoi muovere o fare qualcosa e non subito qualcuno che arriva e ti dice ma tu sei quello che... A proposito, già che ti vedo... Ecco, quindi sindaco, già che la vedo, cosa succede allo sport a Bellinzona fra l'ACB e il Gala dei Castelli? È un momento un po' travagliato, bisogna dire. Abbiamo saputo appunto un paio di giorni fa del meeting di atletica che purtroppo quest'anno non si farà. Speriamo davvero che possa essere ripreso nel 2026. Gli organizzatori sono persone serie, sono persone molto impegnate, ho delle ottime speranze che davvero riescano nel 2026 a riproporre questo bellissimo evento. Il Bellinzona Calcio è un po' un'avventura in questo momento. Naturalmente noi continuiamo tutti a fare tifo per l'ACB, siamo contentissimi se rimane in Challenge League. Abbiamo in questo momento, lo riconosco, qualche difficoltà di dialogo e di interlocuzione con un po' la dirigenza, alla quale comunque bisogna riconoscere comunque un impegno, e io anche questo a chi viene a dirmi ma adesso questi qui poi adesso... Io ricordo sempre che comunque bisogna investire soldi, bisogna investire energie per avere una squadra in Challenge League nel caso del Bellinzona, e non è comunque una cosa scontata. Dopodiché è chiaro, si preferirebbe poter dialogare in termini magari un po' più tranquilli e sereni, piuttosto che sempre sul chi vive, perché non si sa bene che cosa sta succedendo. I dialoghi sereni è quelli che cerca Mario Branda, un po' caratterizzato per cercare la collegialità, l'armonia in municipio, ma che ne è, alcuni dicono, e alludo per esempio a chi sta più a sinistra di lei, perché gli attacchi di solito arrivano da lì, che dice che è un sindaco che disinnesca un po' la forza rivoluzionaria, dico fra virgolette, del colore rosso del socialismo, che è un po' troppo morbido. Diciamo che in ogni caso noi cerchiamo sempre delle soluzioni. La mia responsabilità, il mio compito, insieme a quello del municipio piuttosto che ad tanti altri politici, e soprattutto quello in primo luogo è trovare delle soluzioni. E io penso che è questo che oggi importi alla gente, ed è giusto che sia così, non tanto dei proclami ideologici, ma delle soluzioni. Se io torno a quello che è stato il grande tema, anche sofferto, devo dire la verità, delle officine di Bellinzona, quando io dissi che si poteva cercare anche una soluzione alternativa. È chiaro che ne sentii un po' di tutti i colori, anche alla mia sinistra, però alla fine quello che davvero conta è trovare e confermare dei posti di lavoro, fare in modo che vi siano 300-400 persone, 300-400 famiglie, quindi che abbiano un lavoro possibilmente interessante, possibilmente un lavoro anche ben remunerato, e che quindi possano continuare a vivere bene. Questo deve essere prima di tutto la nostra responsabilità, e io interpreto così il socialismo in ogni caso, una politica che dà delle risposte a chi si trova in difficoltà o chi magari per una ragione o l'altra si trova in una situazione che lo mette a disagio, ecco. Dare o cercare di trovare delle risposte. E naturalmente bisogna anche essere consapevoli di un'altra cosa: nel nostro sistema non c'è un partito, non c'è una persona che è onnipotente, per fortuna direi anche. Bisogna sempre trovare delle convergenze, bisogna trovare delle collaborazioni, e quindi ci si guarda in giro e si cerca di trovare le persone che dimostrano una buona volontà nel trovare una determinata soluzione. E con queste si lavora. Sì, e quindi si
si può andare anche al concerto della Filarmonica israeliana, la giornata della memoria, lì erano i giovani comunisti che l'avevano attaccata su quello. Stiamo arrivando alla conclusione e io ho due cose da chiederle fondamentalmente. Uno, se ha mai la tentazione di chattare, di chiedere all'intelligenza artificiale la soluzione di certi problemi, perché in fondo su certe cose l'intelligenza artificiale può aiutare. Lei ha mai chiesto una soluzione all'intelligenza artificiale, a ChatGPT per esempio? Sì, però prima torno brevissimamente sull'ultima sua osservazione per dire che comunque un conto è la giornata della memoria, che ricorda un passaggio estremamente drammatico, tragico di quella che è la storia non solo e non tanto degli ebrei, ma di noi occidentali europei. Un'altra cosa è la politica del governo israeliano. Quindi lì si celebrava comunque la giornata della memoria. Detto questo, ad oggi non utilizzo ancora l'intelligenza artificiale, vedremo nel prossimo futuro. Le persone, i miei amici mi prendono anche un po' in giro perché ci ho messo tantissimo ad avere un telefonino come di quelli che si utilizzano oggi. Ma sicuramente è comunque una risorsa. Io penso che sia una risorsa con la quale tutti prima o poi ci troveremo a lavorare, con cui tutti ci confronteremo tra non tantissimo tempo, quindi anch'io passerò di lì. Ultimissima domanda, prima di chiudere. Allora, nato nel 1960, questo significa che siamo in quell'età simbolica in Svizzera del pensionamento, giusto? 65 anni quest'anno, quarta legislatura, sindaco dal 2012. In futuro cosa c'è nella vita politica di Mario Branda? Non ho progetti particolari. Se mi richiama tra 2 anni o semplicemente mi telefona perché non può richiamarmi un'altra volta, glielo dirò volentieri. Adesso è ancora un po' presto, non mi sto facendo grandissime riflessioni al riguardo. Grazie Sindaco Mario Branda per essere stato con noi, anche per aver portato Enzo Iannacci. Vengo anch'io e è arrivato anche lei nel nostro programma. Grazie. Grazie a voi. Grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Ci rivediamo la settimana prossima con un'altra edizione dello Specchio. Buona serata. Lo Specchio con Dynoptic, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera.